Lorenzo, puoi girare verso la camera, esatto. Ah? Hai visto che non mi devi manco dire le cose? Devo avere una cazzo di intelligenza fuori dal normale. Oggi ti avviso, oggi la puntata andrà male perché sei uno stronzo, perché sei arrivato con una faccia... Ho ragione, è arrivato con una faccia antipatica. Tutto registrato. No, è arrivato veramente, io lo dico per responsabilizzarmi, se andrà male è colpa tua, se va bene per... Sei arrivato oggi veramente con una ghigna, cioè tu non... Vabbè, questo per dire che non ci diciamo le cose in faccia. Ma non è vero, è solo un po' sonoro. No, è veramente... perché di solito arriva... Uè, ovra! Oggi... Traballa come te traballa Ci siamo? La strisina tutto girato di più Renzo, sono nella canzone. Tanto uno quando lo facevamo insieme con i bambini in riga erano... Eri troppo severo. No, ma che serve? Io vorrei dire no, si fa come dico io. Educatore, il metodo Montessori. Quando volete. Quando vogliamo. Un bell'ambiente non si potrebbe dire di quello che stava succedendo poco fa, nel fuori onda. Mi hai riempito di insulti. No, ti ho riempito di rimproveri. Ah? Ma adesso... Mi hai parlato anche con la regia, con tutti gli astanti. Sotterriamo l'ascia di guerra, Lele Pittoni. E Renzo Cuggi. Un bell'ambiente come questo. Che poi iniziare ad affezionarmi a quest'ambientino. A quest'ambientino? Sì, perché sai, si inizia, si è un po' lì, titubante, magari vado in un altro posto, oppure frequento, e invece Lele, ci torni. Come quando entri la prima volta in un locale che pensi che tutti si conoscono tra loro, chiacchierano e tu sei l'unico lì che nessuno ti conosce, poi dopo un po' ti dico ciao, e tu allora entri. Adesso noi siamo così qua. E inizia a creare quel mood. Perché nelle feste, ma anche nell'infeas, capito? Festa infea, ve la certo. Ricordiamo che questo podcast è promosso dall'assessorato della difesa dell'ambiente e poi andiamo su Infeas, vediamo se ti ricordi che cos'è Infeas. Sì, certo che me lo ricordo, però devo sempre leggerlo per non sbagliare. La rete del sistema regionale di informazione, educazione ambientale e alla sostenibilità, che però dice amici, mi dà una mano di aiuto. A chi dove vai? Ci facciamo aiutare da chi? Dal CEAS, che Centri per Educazione Ambientale e alla Sostenibilità. E io direi anche già di introdurre l'ospite che ci aspetta dentro il televisore, che tra l'altro prima l'abbiamo visto ed è meraviglioso, la location in cui si trova è super CEAS. Perché tu dici che Nora è un bel posto, ma insomma, no, si dà gaffa. Anche se è vicino al capoterra. Anche se l'unico difetto è quello, no, un luogo meraviglioso. Gabriele Galletta, socio del CEAS di Nora e del ristorante Fradis Minoris. Però adesso come si dice, come dicono gli inglesi, ci sta avendo un po' di sghingio, cioè che per sghingio, per i non sardofoni, brontolin nello stomaco. E poi, visto questo nome, non si capisce bene se ti viene lo sghingio o anche voglia di cantare. È vero. E a dipanare questo, chiamiamo direttamente lei. Chi chiamiamo? Maria Carta. Un bel Infeas, un bell'ambiente. Un bel Infeas, un bell'ambiente. Ben trovata. Buon pomeriggio ragazzi. Buon pomeriggio a voi. Maria. Piacere. Ciao Maria. Ciao. Piacere, noi ci conosciamo già. Sì, siamo un po' informati. Allora, introduci come si deve la nostra ospite. Maria Carta, che dice di cantare comunque quando capita, quando cucina canta, nata a Seul, ambasciatrice della tradizione culinaria della Barbagia, grande divulgatrice di quei saperi e sapori. Questa l'ha scritta lui e gliel'ho bruciata. Saperi e sapori antichi che sono uno dei pilastri fondamentali della Blue Zone in Sardegna. Abbiamo detto poco, ma abbastanza? Avete detto abbastanza. Dai. Allora, Maria, hai aperto un ristorante a Cagliari, sì, nella marina di Cagliari, di Chiagliari, un po'. Di Chiagliari, viscarorisi, pescatori, mercanti, il mare. A un certo punto però chi viene a mangiare da te non solo mangia prodotti della tradizione cagliaritana, ma si ritrova immerso anche in quella che è l'atmosfera dei centenari. Sì, diciamo che il mio ristorante è nato 5 anni fa. Ho sposato Cagliari perché è la città che mi ha ospitato e che mi sta ospitando tuttora.
dove racconto di terra e di mare, ripeto, perché Cagliari è la città che mi ha ospitato, di terra perché vengo da Seulo. Seulo è il paesino per eccezione col maggior numero di centenari al mondo. Abbiamo 38 ultracentenari su 800 abitanti, quindi 2 pulci, giusto per, capito, pochissime persone, però sono tutti longevi. Cioè abbiamo 50 ultra novantenni, abbiamo 70 ultra 95enni. Cioè, praticamente se arrivo io dicono è arrivato un bambino, guarda quel pupetto, piccolino. Io Sebbene assomiglia a un centenario, tra l'altro, l'altro. ci sto lavorando. Allora, dimmi, sembro un giovanissimo centenario. È vero, un giovanissimo Secondo centenario. me dovresti passare un po' di tempo a camminare in quelle montagne e sì. sei un'altra volta Tra l'altro, vicino. camminare in quelle montagne, Seulo non solo è un paese di montagna, ricordiamolo, ma è anche un paese dove archeologia dà paura. Avete Sì. dei Ci sono- siti archeologici e testimonianze archeologiche del Neolitico. Tra l'altro un periodo si parlava adesso è in dibattimento di studio, c'era anche una grotta dove c'erano delle pitture rupestri, se non Sì, sì. sbaglio, molto È vero, interessante. è vero. Fu trovata anche un'ascia in steatite, tra l'altro. È anche un'enorme forza Cagliari che comunque non guasta mai, scritto a Certo, è bomboletta. vero, non guasta mai. Senti, allora io ti dico questo, io qua ho la ricetta, Vai. la prescrizione medica Ok. che mi ha fatto il dottor Raffaele Sestu, medico chirurgo e specialista in nefrologia, che era il medico dell'ambulatorio di Arzana, Sì. Cioè, un altro paese È della vero, Blue Zone. è vero. Allora io sono andato lì per fare un'intervista e gli ho chiesto al dottor Seu: dottore, sono in ambulatorio, me la fa la ricetta per campare 100 anni? E qua mi ha fatto proprio la prescrizione medica. Allora, genetica, Sì, è verissimo. ambiente, Sì, integrazione, sì, autostima sì. e alimentazione. Anche fondamentale, una delle cose fondamentali. Chef, cosa ne pensa di questa ricetta? Penso che è la ricetta giusta. La differenza è che magari i nostri centenari sono vissuti in epoche ben diverse dalle nostre, dove erano abituati a un sacrificio, al lavoro, al mangiare anche quello che si aveva, no? In casa, quello che si riusciva a coltivare. E sicuramente il territorio era preservato da tutto quello che è inquinamento. Altra cosa fondamentale, il movimento, no? Erano abituati a uscire di casa la mattina presto e tornare la sera tardi, facendo dei lavori veramente impegnativi e importanti. Che poi vabbè sì a Sud del Reno, vabbè sì in Suvadente, vabbè sì in Susatto, non è che facevi 2 chilometri. Scusa, No. cioè uscire in campagna non è che facevi soltanto 2 chilometri, non dico Cioè per- erano veramente, cioè andare 10 km ad andare, Sì, sì, 10 km a è tornare. vero. Voi pensate che quando ero piccola, che forse avevo 5 anni, no? La mia bisnonna con mia zia ci portavano all'orto con loro. Io ricordo che ci facevano svegliare alle 4 del mattino, ci facevano fare 4, 5, 6 chilometri a piedi in mezzo cioè sotto la luna, alle stelle, un pochino di freschetto, no? Sempre appiccicate a loro per la paura del buio, perché dicevi, però camminavi, arrivavi lì che era il sorgere del sole e lì iniziava il lavoro nella terra. E dalla terra e poi di tutti si spostate invece alla cucina. E questa cucina che ti sta... Da quanto tempo sei entrato? Quando è che hai iniziato ad entrare in cucina? Ascoltate, se ve lo racconto vi faccio fare anche 2 risate. Dovete sapere che il primo anno che ci hanno bocciato a scuola, che mi hanno bocciato a scuola. Ti hanno bocciato a scuola? Sì. Che vergogna, Sì. guarda, io Ebbene le persone sì. bocciate a scuola... Il primo anno di ragioneria Ma bocciata. che vergogna, guarda. Mio padre per punizione mi ha detto, ecco, questo è l'orto, questi sono i conigli e le galline, tutte le mattine ti devi alzare alle 4 per innaffiare le piante, già lo facevo da quando ero più piccola, no? Con nonna che mi aveva insegnato,
devi innaffiare le piante, devi preparare da mangiare per tutta la famiglia, premesso che io sono la prima di 5 sorelle, più loro, più nonno, più ecc. E niente, quindi veramente lui mi ha messo in punizione e mi faceva cucinare tutti i giorni per casa, quindi io scendevo nell'orto, innaffiavo le piante, la mattina poi raccoglievo le lattughe, tiravo il collo a qualche gallina e così... Hai fatto un bel regalo tuo padre. Sì, e così ho iniziato a cucinare. Senti, com'è stato questo percorso? Hai fatto un percorso, diciamo, anch'io sono figlio di cucineri. E quando l'hanno bocciato l'ha messo a pelare patate e a pulire cozze. Infatti poi da lì c'è stata una storia meravigliosa che mi ha portato fin qua e devo ringraziare mio padre. Ma che percorso hai fatto poi? Allora, io diciamo dopo questa esperienza sono scappata a Roma dove a 19 anni ho iniziato a lavorare in ristorante, quindi quella che era la punizione poi è diventata la mia passione. È diventata la mia passione perché mi rendevo conto di avere una conoscenza della materia prima superiore a tantissimi altri miei colleghi, no? E ho iniziato così raccontando proprio i piatti della tradizione sarda, quindi per all'incirca 7 anni ho lavorato in ristorante, all'inizio come aiuto cuoco, poi come cuoco e poi come responsabile, dove continuavo con la mia idea di prodotto a chilometro zero, di cibo sano, di tutela del territorio, di ambiente. Perché questo? Perché ritornavo indietro con tutto ciò che mi avevano raccontato prima mie nonne, miei zii e anche l'esperienza fatta in casa, diciamo, con mio padre che mi mise in punizione. Cioè, certo, da lì c'è stato tutto un super percorso. Renzo è super felice perché devi sapere che è uno zazzagoni. Davvero? Non sembra. Non sembra. Zazzagoni, traduciamolo, uno che piace mangiare una moltissimo. Buona forchetta, diciamo così, una buona forchetta, appassionato. Ascolta, allora la tua storia è nota perché comunque sei una chef molto nota che ha ormai occupato uno spazio importante in questo segmento, eccetera. Quindi alcune curiosità, qualcuno se le potrebbe anche andare a cercare da solo, ma noi le vogliamo sentire da te. Certo. Perché il tuo ristorante? Perché Is Feminas intanto? Anche qua c'è un po' di racconto dietro, se avete un pochino di tempo. Siamo qui per quello. Tra l'altro noi ci pagano a minuto, quindi puoi parlare tutto il tempo. Vai, tranquillo. Allora, Is Feminas è nato, diciamo, quando ho deciso di rientrare in Sardegna dopo 23 anni fuori. Per paura già dei si conigli, parlava, si parlava già di Blue Zone, no? 20 anni fa, quando il professor Pes e Michel Poulain segnarono con le bandierine azzurre i paesi dove c'era il maggior numero dei centenari al mondo, diciamo dei centenari nei paesini, certo, per iniziare. Da lì è partita anche la ricerca verso tutti gli altri paesi del mondo, certo, perché le 5 Blue Zone del mondo sono Loma Linda, Hawaii, California, Porto Rico, no, Rico no, Okinawa in Giappone, io lo so perché me l'ha detto lui, Grecia, California e Costa Rica. Non Porto Rico, Costa Rica. Me lo potevi far passare. Ma poi vabbè, Porto Rico, Costa Rica. Costa Rica siamo proprio casa. Australia. Parlano tutti spagnolo. È il plan della vita. Diciamo che atteso, lontano. Comunque mi sono dimenticata la domanda. No, Is Feminas, perché il ristorante? Is Feminas perché, come vi dicevo, quando sono rientrata poi da Roma ho deciso di capire come lavorare qua a Cagliari. Era il posto, diciamo, ideale che mi piaceva di più e ho iniziato a lavorare con altre persone, però dicevo sempre no, io ho bisogno del mio progetto, ho bisogno di aprire il mio ristorante, su che cosa baso la mia cucina. E lì è nata l'idea del cibo dei centenari e non solo, cibo della longevità e non solo. Perché? Perché sono andata per 2 anni a fare una ricerca sul cibo antico in tutti questi paesini dove le signore anziane mi accoglievano non perché ero Maria Carta, ma perché magari conoscevano mia sorella, conoscevano la zia di mio zio, di mio babbo, eccetera, eccetera, e mi hanno accolto nelle loro case.
raccontandomi un po' il loro modo di cucinare, le loro ricette, quello che mangiavano, come lavoravano, la terra, quando rientravano a casa, cosa facevano, la loro formazione, via. E da lì, in questi 2 anni, ho raccolto all'incirca 100 ricette antiche, che ho scritto tutte a penna, dove poi con la mia esperienza, diciamo, di fuori ho messo un pochino a confronto, no? Ok. E dicevo, Cagliari è una città che ha tantissimi ristoranti con una cultura culinaria della cucina cagliaritana molto importante. Sta iniziando ad arrivare anche altro, perché comunque ci sono tanti giovani che sono rientrati e hanno iniziato a fare una cucina rivisitata, elegante, no? Anche se mi permetti, utilizzando anche quelle che erano le parti povere dell'animale. Giustamente, giusto? sì, giustamente. E ho detto, perché non provare con un format che racconta invece la cucina delle montagne, dei centenari. Quindi lì ho iniziato a mettere in opera quelle che sono quelle che erano le materie prime delle ricette che mi hanno raccontato, e semplicemente trasformarle, creando dei piatti di terra e di mare, o di mare abbinati alla terra, che raccontavano e che raccontano tuttora del territorio, se posso. E Isfeminas perché? Isfeminas perché l'ho dedicato a queste donne. Alle donne, quindi sono le generazioni, il passaggio generazionale delle cose, no? Dei racconti, del modo di lavorare, la cucina madre che passa attraverso le mani delle persone, no? Cioè mia nonna l'ha tramandata a mia madre l'ha tramandata a me, io lo sto tramandando a mia figlia. Quindi è inutile che presenti il curriculum, lei Niente. no. Guardi, abbiamo letto. Pulire le cozze, sono bravissimo, ne pulivo 10 kg al giorno. Pur di Quindi, non farti bocciare un'altra volta. Senti, e poi questa roba, trasmissione dei saperi antichi, trasmissione di un'eredità che diventa sostenibile, che diventa una parte di una rete di persone come te. A me non mi piace dei chef, delle siamo persone come te, beh, che si mettono in una rete. E questa rete come si dipana? Chi sono i tuoi come si può dire, corrieri I tuoi CEAS. Allora, sicuramente tutta la materia prima a chilometro zero che proviene dalla regione, quindi cerchiamo di utilizzare tutta la materia prima sarda, per quanto riguarda tutto, cioè dagli oli alle farine, alle semole, ai pomodori, alle verdure. Gran parte della materia prima l'abbiamo noi, nel senso che nelle nostre aziende agricole, mia sorella ha una fattoria didattica dove produce per esempio il Gran Caprino dei centenari con latte prodotto da animali allo stato brado, quindi significa che non mangiano mangimi, certo, composti o cose del genere. L'orto che mia madre e mio padre tutti gli anni dicono no, quest'anno non lo mettiamo, mandano, mi dicono guarda, abbiamo messo 50 ettari di patate, no, senza esagerare, però siamo così a quei livelli. E quindi tutto quello che producono loro a Seulo, quello che producono anche altri piccoli imprenditori che hanno magari gli orti lasciati, tramandati da generazione in generazione, che hanno ripreso a coltivare, quindi dai fagiolini alle biettole a tutto quello che è possibile raccogliere a livello regionale e nella nostra zona. Lo vogliamo dire? Che cosa ha portato tutto questo? No, quello che vorremmo dire, allora, lui, per esempio, tu la patente ce l'hai? La patente per guidare la macchina ce l'hai? Sì. Cioè, tu hai anche una laurea, giusto? No. Io invece ho il brevetto per fare il subacquea. Lei ha una certificazione, cioè c'ha un certificato che gli hanno messo il numero, è il certificato numero 1. Non è che il numero, il certificato 844, è il numero 1, primo ristorante col menù biologico a chilometri zero. Sì. Cioè, è proprio così. Scusa. Grazie a questa rete che hai creato. Grazie alla rete che ho creato, grazie anche a tutte le persone che insomma lavorano in questo campo e che ci danno la possibilità appunto di avere una materia prima che conferma tutto questo. È un risultato straordinario, è qualcosa di straordinario, letteralmente straordinario, perché comunque è il primo in Italia. Cosa vuol dire? Cioè, cosa vuol dire rispetto a chi dice cucina biologica? Cosa rende vuol dire? un'eccellenza in questo senso, tanto da avere la prima certificazione? Cosa vuol dire? Cosa rende un'eccellenza in questo senso, tanto da avere la prima certificazione? Cosa rende un'eccellenza in questo senso, tanto da avere la prima certificazione?
Significa che tutto quello che noi offriamo ai nostri ospiti, parlo di me come Maria Carte ristorante Is Feminas, parlo per esempio di Teresa, che è un'altra mia collega e che comunque fa un lavoro molto simile sul pescato, quindi sulla piccola pesca. Significa che le persone che vengono a trovarci mangiano sano e noi siamo quello che mangiamo. Ed ecco poi, vedi come rientra poi nella prescrizione del dottor Seu, rientra l'alimentazione, che è fondamentale per la Blue Zone. Però poi a un certo punto ci si ritrova magari ad andare nei paesini della Blue Zone e vedi che magari ogni tanto nelle famiglie, soprattutto i più giovani, si ritrovano magari un po' distanti da questo. O mi sbaglio, o anche a Seul, in questi paesi si cerca di tramandare anche ai più giovani quest'idea. Allora, cioè contro i cibi processati. Secondo me nei paesi si mantiene ancora il valore vero e proprio dell'alimento principale, che è il mangiare sano, il produrre, il saper fare, no? Quindi non si processano i cibi. Perché? Perché viene tutto in maniera molto naturale. Vi faccio un esempio: su Casagedu, che diventa poi su Gasemurgia, che viene utilizzato nel minestrone, che è il minestrone dei centenari famoso, viene prodotto con la materia prima del territorio naturale, e i ragazzi, anche quelli più piccoli delle scuole, vengono in qualche maniera istruiti, perché vengono gli bocciati, capito? Gli portano a conoscenza di quello che viene prodotto all'interno di quel territorio. E si dovrebbe fare un pochino tutto questo anche nelle scuole delle città e anche nelle scuole degli istituti alberghieri. Secondo me, tu pensi che questo sia un processo che in un modo o nell'altro può essere recuperato e anche trasferito alle grandi città, oppure in un certo senso è ormai una battaglia persa quella nelle città, dove si è perso veramente un contatto concreto e diretto con la natura e con i prodotti? Si è perso perché c'è poca informazione da questo punto di vista, secondo me, nel senso che adesso stanno facendo un gran lavoro Distretto Bio ed altri, insomma, che vogliono raccontare sia nelle scuole che nelle strade cosa sono i prodotti a chilometro zero e quello che produciamo nella nostra terra. È molto difficile perché naturalmente non hai la possibilità di produrre quantità elevate se vuoi mantenere quella tipologia di prodotto con quelle caratteristiche biologiche, quindi sappiamo bene che non è proprio fattibile al 100%. Però ci si può lavorare, intanto si inizia a riprendere in mano, secondo me, le vecchie tradizioni che si possono innovare in maniera differente. Quanto è impattante, ad esempio, un pomodoro bello lucido, con un pomodoro dove ci trovi un po' di terra, un insettino che mangiucchia, che non ha quella forma tonda invitante, ma è tutto bitorzoluto. Come si può fare a trasmettere a un tuo ospite o anche a una persona X che quel bello è un bello, occhio che c'è solo un esterno, invece vi faccio un esempio, cioè se voi prendete un pomodoro coltivato a livello industriale, prendete un pomodoro coltivato a livello proprio familiare o a chilometro zero da piccole imprese che hanno quelle caratteristiche, sicuramente cambia sia l'aspetto che il sapore. È fondamentale, cioè un pomodoro che viene coltivato in quel modo prende quell'acqua e più ci aggiungono tutto quello che serve per farlo sviluppare. L'altro pomodoro magari non è lucido, è piccolo, è storto, ma ha delle caratteristiche organolettiche molto più importanti di quella sali minerali, sapore, profumo, colore, è proprio diverso. E un altro aspetto è a me arriva sempre la cassetta una volta alla settimana con le verdure biodinamiche, no? Ed è per me giovedì mattina è terribile, perché arriva questa cassetta, soprattutto primavera estate, la porto in cucina e devo salvare tutti gli insetti che ci sono dentro, perché non li uccidi, li salvi.
ci sono i Sprocco dei Montoni, che sono gli isopodi, quelli che si fanno a pallina, tanti insetti. Magari abbiamo proposto alle nostre famiglie di provare a fare questo, soprattutto le donne, più le mamme. Ah no, io me la devo scegliere la verdura. No, non la voglio. No, perché è sporca. C'è qualcosa qualche Secondo contrasto? Sì, c'è il contrasto perché sono poco informati, ripeto. Se iniziamo dalle scuole, no? Anziché fargli fare la gita scolastica, che ti devo dire? Al centro commerciale, a vedere dei negozi. Portali nei paesini, ce ne abbiamo tanti che hanno delle strutture bellissime dove possono i bambini iniziare a lavorare la terra, a raccogliere, vedere i colori, assaggiare, no? Magari fare il formaggio, capire il sapore di quel latte, piuttosto che le cose... Certo. Ascolta, adesso ci togli una curiosità che insomma è un po'... Ma e tu invece vai a fare la spesa, sei tu che... quella che come dice la faccia sembrava proprio un sì convinto, perché allora il chef dice vanno e poi dice ma sì, non è che andranno proprio loro, mandano qualcuno. Come funziona? Allora io oggi sono qua con voi, ma fondamentalmente dovevo essere già a Seulo con la zappetta in mano a raccogliere le mie cose. Non sto scherzando, ma diciamo che funziona così. Molte cose riusciamo tramite, posso dire Coldiretti, tramite la Coldiretti, tramite le associazioni di categoria che producono determinati tipi di verdure, ortaggi, legumi, c'è una rete, lo stesso distretto biologico, eccetera. C'è una rete che ci permette di avere la materia prima di un certo tipo. Poi abbiamo le nostre materie prime, quindi io veramente la domenica, quando finisco il ristorante, il servizio di pranzo, parto, mi faccio 100 km e sto lì a mettere pomodori, fagiolini, rucola. Vi racconto questa perché vi fa morire. Mi chiama mia madre al telefono e mi fa: "Etta cosa masi tu? Esti impestato tutto solo". Avevo buttato dei semi di rucola e c'era rucola dappertutto, capito? Sì, che tra l'altro è una verdura che è ritornata in auge. Sì. Senti, ma che ne pensi se adesso andiamo? Perché lei parlava di gita scolastica. Tu faresti una gita a Nora. La gita a Nora è un classico. Lo sentiamo, chiediamo. Sai che l'unico paese che non faceva la gita a Nora era Capoterra, perché tanto eri lì e la gita a Nora come... Ma lo sentiamo, Gabriele Galletta. Gabriele è Galletta. Presente, vedi se c'è. Ci sei Gabriele, socio del CEAS di Nora e anche del ristorante Fradis Minoris. Pronto? Ci sei? Eccoti! Eccolo! Buonasera a tutti. Buonasera Gabriele. Ciao Gabriele, come stai? Bene, grazie. Che molto dice bene. Nora? Com'è? Ma qui il tempo è variabile, c'è caldo, poi piove, poi c'è di nuovo caldo, ma tutto procede per il meglio. Comunque è un bell'ambiente È un bell'ambiente e vi svelo che anche i capoterresi vengono a visitarci, quindi... L'osso e di questo ne potremo anche parlare, ma non adesso. Allora Gabriele, introducici un po' quali sono le attività principali del CEAS Laguna di Nora. Ma noi, essendo un centro di educazione ambientale alla sostenibilità, quindi operiamo e svolgiamo attività che sono legate ai temi che riguardano l'educazione ambientale, il rispetto per gli ambienti, l'utilizzo delle risorse in modo sostenibile, insomma, questi temi dedicati all'ambiente. Lo facciamo attraverso laboratori didattici, lo facciamo attraverso visite guidate, attraverso escursioni che facciamo all'interno della laguna in canoa, oppure escursioni di snorkeling nel tratto di mare davanti alla laguna di Nora, laboratori di cucina per l'utilizzo delle risorse in modo sostenibile, capire quali sono i prodotti che si dovrebbero utilizzare, invece lasciare un po' a riposo altri, quindi questi temi qua. Allora, che cos'è il centro di recupero cetacei e tartarughe di mare? Cioè è un centro che è nato da voi e vogliamo sapere come stanno i pazienti
e perché sono pazienti? Che cosa prendono? Freddo, umidità? Che problemi possono avere? Sì, noi siamo anche un centro di recupero cetacei e tartarughe marine, facciamo parte della rete regionale per la conservazione della fauna marina. Siamo uno tra i 3 centri principali della Sardegna, insieme al centro del Sini e a quello dell'Asinara. Ci occupiamo sia di cetacei che di tartarughe marine, ma fondamentalmente ospitiamo nel nostro centro solo tartarughe marine. Tartarughe marine che vengono trovate in qualche modo recuperate nella nostra zona di pertinenza. Noi ci occupiamo della Sardegna sud-occidentale e sono esemplari che hanno avuto qualche trauma, qualche problema lungo il loro ciclo biologico. Quindi possiamo dirlo, qualche trauma a volte causato anche da questi strani, bizzarri animali che siamo noi, gli esseri umani, no? O non solo? No. I problemi legati alle tartarughe marine sono maggiormente riconducibili all'attività antropica, quindi all'uomo. Ok, perfetto. Le cause principali sono l'attività di pesca professionale, l'inquinamento dei mari, ma l'urto con le imbarcazioni, ma soprattutto l'attività di pesca. Ecco, queste sono le cause principali. Noi recuperiamo gli esemplari, quelli che hanno bisogno di cure, di necessità di cure, li riabilitiamo, finito l'iter riabilitativo poi li liberiamo e quindi vengono restituiti al loro ambiente. Gabriele, dunque una grande attività che si snoda, parlando poi di un centro di educazione ambientale alla sostenibilità legato a Infeas, che si snoda su vari fronti. La curiosità è questa, le attività didattiche che voi fate, a chi sono rivolte? Fondamentalmente sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, sia dall'infanzia per arrivare alle scuole superiori, però lavoriamo anche con la cittadinanza, con gli adulti. Con i turisti sicuramente. Sì, nella stagione turistica siamo aperti anche a tutti i visitatori che vogliono venire a visitare il nostro centro. Noi abbiamo un piccolo acquario didattico con le specie della laguna, del Mediterraneo, abbiamo un museo dedicato ai cetacei e poi il centro di recupero tartarughe marine che le persone, i visitatori vengono a visitare. Quindi lavoriamo anche con gli adulti, però soprattutto con le scuole. Di ogni ordine e grado. Stiamo vedendo delle immagini, per chi ci sta ascoltando soltanto col podcast, solo l'audio, sta perdendo purtroppo delle immagini meravigliose del mare e della vita che c'è in quei meravigliosi fondali, insomma, che possiamo vedere, insomma, che tutti più o meno conosciamo, quelli di Nora. Sì, assolutamente, queste sono immagini che abbiamo fatto proprio nel tratto di mare davanti alla laguna di Nora, nella baia di Agumu, e lì proprio l'area in cui svolgiamo un'attività escursionistica che è appunto lo snorkeling, un'attività che i visitatori possono scegliere di fare. Queste immagini insomma riguardano una visita, un'escursione di snorkeling con dei ragazzi che abbiamo fatto poco tempo fa. Attività che possono fare tutti tranne le lepitoni che non sanno nuotare, ma invece potrebbe venire a trovarvi per altro. Perché potresti andare a trovarli, Lele? Per? Mangiare. Hai visto? Lasciamoli andare in acqua, gli altri io mi siedo a tavola per assaggiare le super specialità del ristorante sostenibile legato tra l'altro a Uniti Turismo Fradis Minoris. Giusto, Gabriele? Giusto. Noi essendo un centro di educazione ambientale, quando abbiamo deciso di aprire un ristorante abbiamo voluto farlo seguendo insomma la nostra filosofia, in coerenza con la nostra filosofia, per cui rigorosamente ristorante sostenibile, quindi con l'utilizzo di prodotti noi vi ricordo, noi ci occupiamo soprattutto di prodotti ittici e vegetali, per cui specie neglette, quelle un po' dimenticate. Scusami, dico a Renzo perché è un perito edile. Neglette sì. vuol dire
negligenti. No, no? allora, lui stava pensando che il negletto è un pesce, capito? No, una specie. Non Come è si- una- come hai Una fatto il zuppetta di, negle- vorrei di negletti? una zuppetta di neglette che deve essere Negletti. succulenta. No, negletto buono, piscareddo, pesciolini, così, Insomma, capito? il pesce Ti povero. ringrazio. Grazie. La Vai, piccola continua pesca. Gabriele, scusa per l'interruzione doverosa. No, e quindi proponiamo prodotti che non soffrono la pesca intensiva, che non sono inserite in liste rosse, attingiamo dal nostro territorio, i vegetali che crescono intorno a noi, quindi facciamo cucina sostenibile, circolare, senza sprechi, attingendo proprio da questo territorio, potrei dire neanche a chilometro zero, ma a centimetro zero, perché arrivano proprio da qua. Monica, scusami Renzo, è meraviglioso perché qua con noi c'è, scusa, ho detto Monica, è tua Monica. sorella, no, è tua sorella, Lo Maria, fa. tra l'altro siete uguali, dunque, Maria Carta, mentre tu parlavi continuava ad annuire con un sorriso grandissimo. Cosa ne pensi di questa? Penso che Ce la possiamo fare? Certo, ci servono più progetti di questo genere, come quello che ha fatto Gabriele, come quello che sostengo io con appunto il racconto della montagna, quindi porto i miei ospiti dopo che vengono in ristorante lì e gli faccio conoscere la realtà vera delle cose. Però non si fanno numeri di ascolto se non litigate. Cioè, secondo me dovreste trovare Gabriele! Cioè, provate a dirvi, però come cucina, che è qualcosa che crei un conflitto, no? Non ce la facciamo, no. Ma racconta. Penso che tra ristoratori sia importante collaborare e capire Assolutamente. il valore di quello che stiamo costruendo. Mi sbaglio, Gabriele? È giusto, è giusto. Noi se continuiamo a lavorare in questo modo, la gente sarà più consapevole, richiederà questo tipo di cucina, di filosofia, questo tipo di comportamento. Si tratta di andare avanti su questa strada. Gabriele, ascolta, noi sappiamo che tu sei un sommelier e hai un importante ruolo in sala. Fermo restando che quando qualcuno ti offre del vino e ti dice l'ho fatto io, come dice un mio amico, lei lo butti, mi diceva, no? Gli ho detto, come faccio a riconoscere se è buono il vino che ti offrono? No, lei lo butti, mi aveva detto. Ascolta, che tipo di vini proponete? Un vino di proprietà. Di proprietà, non di proprietà, che fa pietà. Che tipo di vini proponete voi? Cioè, avete un segmento, chiamiamolo così? Allora, la filosofia è sempre la stessa, per cui anche per quanto riguarda i vini stiamo molto attenti. Andiamo alla ricerca di piccole cantine, soprattutto cantine che facciano bassi numeri, quindi basse rese per alta qualità, ma soprattutto che lavorino in modo sostenibile, quindi o cantine che lavorino in biologico, in biodinamico, naturale, o comunque che in qualche modo lavorino rispettando gli ambienti, quindi raccolte manuali, senza emissioni di CO2, utilizzo di lieviti indigeni. Ecco, per noi è importante trovare queste cantine. Ce ne sono tante in Sardegna, sono davvero tante, però bisogna scoprirle, quindi andiamo a conoscere i vignaioli, assaggiamo con loro i vini, ci possono trasmettere davvero molto bene quella che è il loro pensiero, il loro lavoro, così poi noi riusciamo a raccontarlo meglio anche all'ospite. Mentre Gabriele spiega, non so perché, sono nel ristorante, tutta una sera, dobbiamo andare. E io sorvolerei su questo tema perché mi costringe a dover parlare della mia vita privata e non è il momento. Non si usa il mezzo pubblico per questioni di... Tra l'altro stiamo parlando di un ristorante che ha preso, adesso correggimi se sbaglio Gabriele, una stella Michelin e una stella verde, giusto? Sì. Evidentemente non siamo passati inosservati dagli ispettori della Michelin nel 2021. Dopo 10 anni, perché abbiamo aperto nel 2012, nel 2021 ci hanno insignito della stella Michelin, ma quello che davvero di più ci ha inorgoglito è stata la stella verde per la sostenibilità. Che cos'è, scusa? Ecco, la sostenibilità. Sì. Ok, perfetto. Stella verde, quindi una cucina che è fatta in modo sostenibile, stando
attenti alle materie che utilizzi, a come le utilizzi. Noi davvero utilizziamo, adesso non vorrei dire una fesseria, ma arriviamo al 95-96% del prodotto ittico. Wow. Utilizziamo tutto, utilizziamo gli occhi, utilizziamo l'interiore, utilizziamo le squame, la pelle. Davvero utilizziamo tutto. Andiamo a del mare non si butta via nulla. Era il maiale, però è uguale. È uguale. È uguale. Senti, ma chi è la cioè, poi chi è che in cucina lo vogliamo salutare, lo chef? Chi è che Lo chef è Francesco Stara. Che salutiamo. Ciao Francesco. Di Sassari, dopo tanti anni che ha girovagato per il mondo, ha voluto rientrare in Sardegna. Noi ci siamo innamorati della sua cucina, è davvero bravissimo, ha una genialità innata e lui ha sposato la nostra filosofia, quindi è nato un matrimonio, una sinergia che poi ci ha portato alla stella Michelin e alla stella verde, molto, molto importante per noi. Allora, purtroppo Gabriele sei un eccellente ospite, il che vuol dire che hai parlato tanto, abbiamo chiacchierato tanto e ci siamo bruciati tutto il tempo, potremmo andare avanti veramente un altro quarto d'ora e anche di più. Ma io e Lele ci ripromettiamo di venire a trovarvi. Va bene, vi aspettiamo. Grazie. Grazie. Gabriele. Volevo dire solo una cosa, se è possibile. Perché, ritornando al discorso dei centenari, avete omesso un piccolo fatto che lì, in quella zona, a Seulo, Bufantà Cannonau, ecco perché. Non solo Gabriele. Che cosa bevete? La verità, noi a Seulo ci sono pochissime vigne adesso, no? Ma dovete sapere che abbiamo le vigne più alte in Sardegna e sono tutti a piede franco, quindi sono dei vigneti molto vecchi, si possono zappare solo a mano. Muristeddu, che sarebbe il vecchio bovale, o mi sbaglio? Bovale sardo. Il vecchio bovale sardo, il Cannonau. E questo Cannonau però è ovvio che se lo tengono lì non ci sono delle cantine vere e proprie che imbottigliano. C'è vino di proprietà. C'è vino di proprietà, ma buono, ti fa campare 100 anni. Va bene. Dovremmo fare con Gabriele uno scambio. Non sarebbe come male. Si dice? What joint invention, Yes. come dicono a Serramanna. What joint invention. Ancora di nuovo grazie Gabriele. La Cidro, joint venture, perché abbiamo Marco Follesa che è il nostro tecnico che ci permette di uscire in video e in radio, che è The Bidecidro. Joint venture. Anzi buffa. Grazie ancora Gabriele, ciao, alla prossima. Grazie, ciao. Gabri. E torniamo con Maria Carta che ci ha veramente portato in questo mondo che dà speranza, sostenibilità, buon cibo di qualità, in nome della qualità e non della quantità, che questa è una cosa fondamentale. Sardi che vengono a mangiare da te, ma anche i cercatori, è proprio l'Indiana Jones della Blue Zone. Della Blue Zone, è vero. Chi arriva da te? Che curiosità hanno? Allora, arrivano da me giapponesi, americani, canadesi, svizzeri. La curiosità di capire effettivamente dov'è questo posto, perché campano così a lungo, cosa mangiano. Con un progetto che si chiama Esperienza, in poche parole ho iniziato a raccontare quello che loro cercavano, cioè iniziando da Cagliari, come diciamo fa Gabriele, lui ha 1 centimetro, diciamo, il mare dove pesca, io invece inizio dal mercato di San Benedetto, dal mercato di Via Quirra, dove c'è la piccola pesca, accompagno i miei ospiti a far conoscere quello che è la produzione intanto di mare. Scegliamo quello che loro vogliono mangiare insieme. Dopodiché ritorniamo in ristorante e facciamo in primis una masterclass dove lavoriamo la pasta antica, quindi da suvilindeu, macarronellados, lorighitas, prendo un pochino tutte le paste della Sardegna, i culurgiones che sono tipici nostri, ogliastrini, fanno questa masterclass e poi mangiano quello che loro hanno scelto, in abbinamento a un aperitivo che facciamo con i prodotti della Blue Zone, quindi una degustazione di prosciutti crudi da Seulo, Villagrande, da Talana, no? A bere del vino che
magari si avvicina più alle caratteristiche che sono quelle biologiche o biodinamiche. Poi il ristorante è in punta, perché devi sapere che da Sì, via è Roma vero. è una strada stretta in Arziara, dunque c'è un Te lo devi percorso, guadagnare. c'è un workout Sì, stile sì, prima di Seulo, arrivare. per cui lì arrivi che hai fame, e poi una volta che finisci uno dice- l'esperienza Dice, vai. andiamo a mangiare, non ho fame, ti vieni. Yeah. Che tra l'altro l'unica vieni. porzione di marina dove c'è il tuo ristorante è una delle poche porzioni che sono salvate dai bombardamenti, È vero, perché c'è sì, ancora sì. la stradina con l'impianto volta. medievale, per cui è bellissimo. Pensate però che i nostri ospiti, no? Quando fanno questa esperienza, si siedono a mangiare, bevono 3-4 bicchieri di vino, poi le diciamo anche che è più facile scendere, no? Vedi tu. Perché c'è la discesa. Duvi, cioè praticamente. Adesso abbiamo 3 o 4 domande alle Vai. quali purtroppo ci devi rispondere, come dire, tipo... Vai. cioè, Pam, pam, pam. Vai. Allora, intanto secondo te come stanno mangiando i sardi, non solo in generale, i sardi che si siedono al tuo tavolo e dicono che tipo di cucina si aspettano? Cioè, Sicuramente, scusa, prego. parentesi velocissima, noi siamo della generazione, almeno io, di quelli in cui anni fa si doveva mangiare molto. Abbiamo mangiato, ci siamo. Adesso questa idea è figli della zazzara, della Sì, mangiata, sì. l'abbondanza, eccetera, eccetera. Adesso comunque è molto cambiato. È molto cambiato, Molto. le persone amano gustare anche piccole cose ma ben curate, saporite e coltivate, diciamo così. Amano le degustazioni, amano conoscere cose nuove, perché conoscere cose nuove significa non stravolgere la materia prima, ma elaborarla in maniera che sia resa anche visibilmente diversa, ecco. E poi l'idea che la sazietà deve arrivare a fine pasto. Deve arrivare a fine mentre pasto con il dolce. Noi siamo cresciuti col contrario. Sì, Generalmente sì. c'erano pronti gli antipasti e poi nessuno voleva manco i primi. Sagoia, Sagoia, matrimonio. esatto. No, adesso è cambiata la ristorazione. Adesso- L'ospite che arriva vuole assaggiare. Secondo me abbiamo abbastanza confidenza, secondo me, perché lei si possa... però tu per esempio le patatine in busta, se ti capita, le mangi? C'è le caddozzerie, tu le solo mangi? dal caddozzone la notte quando sono troppo stanca, perché Però, altrimenti le tu- patatine di mamma proprio a vita, nel senso che vi racconto questa particolarità. Non sta abituata a buffare il latte in busta. No, nemmeno. No. Latte in busta è qualcosa, cioè... Sì. Secondo me l'avrebbero non un bell'ambiente, potrebbe non latte in busta, questo format, no, latte in busta. Pensate che a proposito delle patate, no? Mia nonna, che aveva 96 anni quando è morta, lei si sedeva a tavola sino all'ultimo periodo in cui stava un pochino più, si nascondeva sempre una patata dentro la tasca perché diceva che quando si svegliava doveva fare merenda. Capito come? No, vabbè, c'è una visione meravigliosa che stai portando avanti di emozioni e di intimità anche della tua vita familiare. Questa è una cosa veramente, è il trasmettere un'intimità che poi è vita. Quindi sì, ogni tanto quando finisco la sera molto tardi, il cadozzone, panino con salsiccia, Quello è il patatine, cadozzone, ci vabbè, sta. è una, Anche ci sta il benissimo. kebab. E invece, Nì. invece una coccola in un ambiente caldo familiare, una coccola che potrebbe essere il Tiramisù. un qualcosa che mangi di molto, tra virgolette, normale, molto... Di molto normale vi faccio un esempio, cioè mia sorella fa la ricotta fresca in azienda, mi porta la ricotta, un Miele. biscotto di noce sbriciolato, un pochino di miele sopra e anche un pochino di peperoncino o comunque di sapore. È come si dice in inglese, la morte sua, Sammotti sua, cioè he's dead. A proposito della morte, il mio dolce in ristorante, sapete come si chiama? Saccabarora. Chiude dolcemente la Per favore, cena. dici questo colpo di grazia Sì, è zuccheroso come è fatto? Zuccheroso è fatto appunto con un crumble di biscotto di noce di Seulo, fatto rigorosamente, cioè le noci rigorosamente macinate con il macino di una volta perché altrimenti perdono il grasso. Maisiera che maisiera perché non escono Sì. fuori. Dopodiché la ricotta di capra e pecora mantecata con scorza di arance pompia. Ricordiamo, Savompia è il un frutto agrume, più raro del mondo. Sì, Yes. addirittura. E ce l'abbiamo noi. Sì, uno dei più rari. E lo chiudiamo con un caramello salato fatto con dello zucchero di canna.
Cioè il caramello salato, mi piace il Mars, figurati quando mi può piacere il caramello salato, se mi piace anche quello dozzinale da niente, figurati quello buono. Sì. Allora, però qua adesso siamo nel secondo Nel secondo round. Cioè noi adesso c'è un quiz. Vai. E il quiz si chiama il quiz della Medusa. Dalla Così regia mi fanno cenno. Cioè? Abbiamo Andrea Garao dalla regia che mi fa cenno che abbiamo la domanda dei social. Ah, esatto, chiedo scusa. Che è appena arrivato un telegramma. Un dispaccio. È arrivato un dispaccio. Senti Maria, la domanda dell'utente della follower di Infeas chiede: se potessi mangiare un piatto per 100 anni, Sì. quale sarebbe quello che tu sceglieresti? A parte il panino del cardozzone. Sicuramente sceglierei a vita il minestrone fatto come si deve, quindi con le coticche di maiale, su base di murgia che c'è i probiotici, cioè tutta una serie Io prenderei un minestrone con la pasta al forno, capito? Cioè, sì. Ha vinto. Ha vinto. E adesso vediamo se vinci il quiz. Adesso vinci il quiz. Allora, noi dobbiamo dirti due cose. La prima è che c'è un quiz e vogliamo avvisarti che tu comunque, anche se dovessi perdere, il premio lo riceverai. Va ma bene. con meno merito. Dopo aver Va detto bene. quel minestrone ha vinto. Comunque hai vinto. Ha vinto. Allora, noi ti facciamo... Tu sei sardo parlante, giusto? Sì. Sei sardo parlante, però non è detto che tu conosca tutto. E usavi? Ovvio. Esatto. Adesso noi ti elenchiamo quattro modi di dire il... Non guardare. Che puoi vedere anche Che nel puoi display. vedere. Ah, mi paro. Per chiamare il ginepro in sardo nelle sue... Li puoi leggere che sono Nibaru o secondo un'accentuazione anche Nibaru, ma dovrebbe essere Nibaru, Sinibiri, Chiniperu e Lele Tiria. Tiria. Chi è Ecco, il... c'è un intruso. intruso. Qual è l'intruso di questi quattro? Secondo me Tiria. Vabbè, ma cioè, qua ragazzi, non è successo. Non ha avuto È nessuno. una delle prime che tra l'altro vince a mani basse. Che vince a alla mani basse, prima ma volta. senza manco tentarci. Che ricordiamo, Sadiria è la... È La- la ginestra, la ginestra. E il fiore. E il fiore, Che esatto. però tu, ovviamente, essendo parlato... Allora, da noi si chiama su Zinebru, su Zinibiri, su Nibaru lo dicono in altre zone, Sì, ma- su Chiniperu in altre zone ancora, ma Sattiria. Perché ci vuoi dire che in sardo ci sono Sì, stesse ci parole sono- che si dicono sì, sì, strano, sì, sì. no? Qualcuna, Non è vero, non è vero. no, non è messo c'è. Ma il premio lo riceverai comunque. Il premio è una straordinaria mostralo. maglietta nella Adesso Renzo quale sta tirando fuori una maglietta meravigliosa. chiaramente nella quale c'è scritto ciò che sei, ambasciatrice di Infeas. Bellissima. Questa maglietta ha un qualcosa che è stato segnalato da te, cioè ovvero qua ha un numero. Ti è stato chiesto, dici un numero, tu l'hai detto. Dai i E numeri. adesso tu forse non sapevi che sarebbe stato nel tuo premio, ma ci devi dire perché hai scelto questo numero, che per chi ci sta soltanto ascoltando è il numero Dagliela 8. però, sei Certo, lì che te scusami, Allora. scusami Maria, scusami, me la stavo Allora, tenendo per il me. numero, bei colori Bei intanto, colori. sì, Il bianco va benissimo in va cucina. benissimo in cucina, Allora, l'8 perché rappresenta il numero dell'infinito, quindi spero sempre che i racconti servano a rendere la nostra cultura sia culinaria, sia del territorio, sia dell'ambiente infinita, nel senso che si possa sempre... L'introduzione del suo prossimo libro di ricette. No, ci tengo a dire che Maria Carta ce ne sono due, non uno in Sardegna, due ce ne sono, il livello è altissimo, qua si vola alto. Sì, lo so, però lei ci dà da mangiare. Ci dà da mangiare, anche Maria Carta ci dà... Ascoltate, l'ultima volta che ho dato da Nell'anima, mangiare a Maria delle belle Carta. persone, che abbiamo fatto un evento dove abbiamo fatto una degustazione di cibo proprio della Blue Zone e vini russi, si è imbriagato su tutto, si è messo a cantare e si è arrivata a polizia. Ascolta, Allora, traduzione. Allora, abbiamo Allora. organizzato una manifestazione culinaria. Culinaria. Hanno Il tasso bevuto alcolico. oltremodo e a un certo punto le forze dell'ordine sono hanno dovute- sono dovute intervenire per schiamazzi. Allora, noi ci staremo salutando, ma tu devi fare uno spoiler, no spoiler. Cioè, aspetta un po', quello che si dice anche uno grasto, uno brillissu, Vedo e non vedo. vedo, non vedo. Cioè, prova a dirci qualcosa che non ci puoi dire. È venuta a trovarti gente come Gente. si aspetta, da gente importante, da poco e lo vedremo alla televisione, Sì, giusto? siamo un po' tutti importanti, vero? Ma dobbiamo rimanere sempre noi stessi, secondo me, no? Ma E questa persona
ha dimostrato di essere realmente così, cioè... Ma è più famoso di Lele Pittoni? Gesù Maria, Lele, mi dispiace, ma molto. Pare che ti faccia tipo 100-0 come... Se Deus eu brejau aici. Prejau di Aici. Allora, abbiamo dietro il vetro tutti i ragazzi che indicavano, ma lo sappiamo, adesso è il tuo momento. Non abbiamo mangiato la Non foglia. abbiamo mangiato la foglia, ragazzi. Allora, adesso andiamo. Questa foglia che hai ricevuto è una foglia nella quale sei invitata, sperando e sapendo che lo farei con piacere, di lasciare il tuo un hashtag con una tua frase che ti rappresenta, e poi lo dobbiamo mettere nell'albero di Infeas. Scrivici qualcosa, scrivi quello che... Mi sto emozionando. Puoi scrivere Infeas mi fai emozionare. Hashtag mi fai emozionare. L'ha scritto. Mi fai emozionare. Hai visto? Vabbè. Che cosa non ti può, diciamo, il sorprendere dello chef? Io sono sicuro che se andiamo a mangiare, dice... Scelga lei. Arriva prima di tutto con un piatto di minestrone con un giardas e noi lo mangeremo col risducchio. Lo devi legare tu, è proprio una questione. Un altro frutto. Adesso pensano che sono bassa. No, facciamo così. Un altro frutto Infeas. Anzi, un'altra foglia. Un'altra foglia Infeas. Grazie. Allora, grazie a te. Maria, sei stata una ospite straordinaria e noi spero presto. Grazie ragazzi, vi aspetto. A mangiare, bidui, certo. No, vi porto nella Blue Zone, così vi regalo anche 20 anni di vita in più. Camminai, boschi. Sì, 20 anni così diverso. Quando devo dire 120enario. Grazie. Grazie a voi. E questa che cos'è, scusate? Questa è la borraccia Infeas, che purtroppo è vuota, ci stiamo zaccando. Io pensavo che c'era un pochino di qualcosa. Ma adesso. Allora, Renzo, noi abbiamo terminato un bell'ambiente. Facciamo un triello, come nei film italiani. Ci stringiamo la mano a tre. Sì, ci stringiamo la mano a tre. Grazie. E diciamo ci Deus fatta. Ciao, alla prossima. Ciao. Un soggiorno luminoso e un bell'ambiente, un'allegra compagnia e un bell'ambiente. una trasmissione nata dalle ideas dell'Infeas per parlare di natura e un bell'ambiente. Una coppia conduttori irriverente che intervista solamente bella gente, che raccontano passioni del passato e del presente e di un futuro mari e monti più pulito e rispettoso. Non fa rima, non lo fa niente. Ave sì beh, un bell'ambiente. Ave sì beh, perché è un bell'ambiente. Ave sì beh, l'Infeas, un bell'ambiente. Un bell'ambiente. 4 passi sui montagni, un bell'ambiente. Oppure al mare cristallino e trasparente. Ma se porti via conchiglie e se butti le bottiglie, ci dispiace dirti che sei un definito, un incivile. Ah beh sì beh, un bell'ambiente.